Benvenuti a questo seminario organizzato da Formazione Vega Engineering con il patrocinio di IESIL sulle nuove modifiche apportate al testo unico sulla sicurezza del decreto legislativo 81. Ho detto nuove modifiche perché, come sapete, è stato emanato il decreto legge in maggio, che appunto aveva fatto una prima serie di modifiche al decreto 81, poi c'è stata una conversione in legge qui agli inizi di luglio che ha sostanzialmente confermato appunto le modifiche di maggio, ma in effetti ha anche apportato alcune ulteriori novità che oggi andremo a vedere. In questo terzo seminario, terza edizione di questo seminario, ma appunto oggi avremo anche l'occasione di parlare di quelle che sono le variazioni definitive, visto appunto la conversione in legge del decreto legge di maggio. Andremo a trattare gli argomenti con i nostri relatori, che sono l'ingegner Cristian Masiero, che ci illustrerà appunto le modifiche, e l'avvocato Gianluca Rizzardi, che naturalmente ci darà il suo punto di vista, diciamo, giuridico su queste novità. Useremo la stessa formula che abbiamo adottato nelle precedenti edizioni, ossia l'ingegner Masiero illustrerà la novità normativa con un suo commento e poi passeremo la parola all'avvocato Rizzardi, quindi articolo per articolo i nostri due relatori andranno a commentarli. E prima di passare la parola appunto all'ingegner Masiero, volevo, come di consueto, darvi un aggiornamento su quello che è l'andamento degli infortuni sul lavoro in Italia, con i dati elaborati dal nostro osservatorio sicurezza e ambiente. I dati che sto per mostrarvi sono tutti disponibili nella pagina del nostro osservatorio sul sito Vega Engineering. E come vedete abbiamo i dati aggiornati al mese di maggio di quest'anno, che in questo caso stiamo vedendo in questa slide gli infortuni con esito mortale. E come vedete, confrontando il periodo gennaio-maggio 2023 con lo stesso periodo gennaio-maggio dell'anno scorso, quindi del 2022, vediamo che sostanzialmente abbiamo, per quanto riguarda gli infortuni mortali in occasione di lavoro, un leggero aumento, 1,1% in più, quindi dati sostanzialmente simili, mentre c'è una diminuzione degli infortuni in itinere, quasi del 10%. Complessivamente, quindi il dato è leggermente in calo, ma direi più precisamente che sono dati molto molto simili tra questi due periodi. Voglio anche ricordare che nel 2022 era ancora presente il fenomeno del Covid che veniva registrato in queste statistiche sugli infortuni mortali e non, quindi in realtà probabilmente se noi dovessimo eliminare appunto gli infortuni Covid registrati nel 2022 vedremmo un aumento nell'anno in corso. Come sapete, il nostro osservatorio, tra l'altro, elabora i dati andando a calcolare quelle che sono le incidenze infortunistiche regione per regione e andando a mappare il fenomeno. Di nuovo, in questo caso stiamo parlando degli infortuni con esito mortale a livello nazionale, andando a indicare le regioni in cui nel periodo di osservazione abbiamo il maggior rischio infortunistico, e queste regioni le andiamo a colorare con il colore rosso. Le regioni col colore rosso indicano quelle aree in cui l'indice, l'incidenza, meglio, degli infortuni mortali, cioè il numero di infortuni ogni milione di occupati, è superiore del 25% rispetto alla media nazionale. In arancione invece vedete le regioni che hanno una incidenza degli infortuni sul lavoro con esito mortale, in questo caso nella mappa che stiamo vedendo, superiore alla media nazionale e contenuta entro il 25%. In giallo le regioni che sono sotto la media nazionale entro il 25%, e in bianco le regioni che sono sotto il 25% rispetto alla media nazionale. Come vedete, fino a maggio le regioni dove il rischio infortunistico è stato rilevato più elevato sono l'Umbria, l'Abruzzo, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia.
Ovviamente con questo tipo di analisi si riescono a confrontare regioni che hanno una popolazione lavorativa molto diversa tra di loro, perché se ci limitassimo ad analizzare il numero assoluto di infortuni, vedremmo costantemente al primo posto la Lombardia, ma per ovvie ragioni avendo una popolazione lavorativa molto molto più elevata rispetto alle altre regioni. Prima di lasciarvi quindi alle relazioni dell'ingegner Masiero e dell'avvocato Rizzardi, vi ricordo che questo seminario, come tutti gli altri seminari che organizza Vega Formazione, è disponibile nella piattaforma e-learning, quindi per chi fosse interessato è possibile quindi vedere anche i precedenti seminari. E tra l'altro volevo anche ricordare che a tutti i partecipanti al seminario viene riservato un coupon esclusivo di sconto su tutti i corsi che sono presenti nel nostro catalogo, e quindi lo riceverete a breve. Come vi anticipavo, questo seminario è organizzato da Vega Engineering, da Vega Formazione, con il patrocinio di IESIL, che è un'associazione con cui collaboriamo da ormai molti anni e che ci supporta sempre in queste attività di divulgazione. Oggi non abbiamo con noi il presidente, il dottor Antonio Malvestuto, che aveva degli impegni personali e non ha potuto essere presente, ma mi ha raccomandato di portare i suoi saluti. Ultima informazione prima di lasciarvi, vi lascio ricordandovi il prossimo seminario, che in realtà sarà a breve, tra una decina di giorni, il 20 luglio, e tratterà le novità introdotte relativamente alle limitazioni e alla formazione per i lavoratori, obbligatoria per i lavoratori che utilizzano composti contenenti di isocianati con una concentrazione superiore al 0,1%. Credo che sia una novità ormai nota, ma è una novità anche a breve in scadenza, in quanto entro il 24 agosto tutti i lavoratori che oggi appunto utilizzano questa tipologia di sostanze dovranno essere formati. Naturalmente poi i nuovi lavoratori che si aggiungeranno dal 24 agosto in poi dovranno ovviamente essere anch'essi formati. In questo incontro andremo ad approfondire le novità apportate dal regolamento europeo, che ha imposto da un lato limitazioni all'uso di isocianati e dall'altro appunto obbligato ad una formazione ai lavoratori, andando a cercare di capire quando è obbligatoria questa formazione, in quali casi, quali sono i lavoratori coinvolti e come deve essere svolta, perché poi il regolamento ha dato anche delle precise indicazioni relativamente a contenuti e ha categorizzato anche i corsi su 3 livelli, quindi anche qui ci saranno sicuramente molte notizie, soprattutto di dettaglio, interessanti da approfondire. Detto questo, lascio la parola all'ingegner Christian Masiero, che ci illustra quindi le novità apportate al decreto 81 dal cosiddetto decreto lavoro, che è stato convertito in legge, come abbiamo detto, qui agli inizi di luglio. E quindi oggi andremo a verificare quelle che sono le definitive modifiche apportate, almeno finora, al decreto 81. Prego, ingegner Masiero. Buon pomeriggio anche da parte mia, e quello che vedremo adesso appunto sono da un lato le modifiche che inizialmente erano state portate appunto dal decreto legge del maggio appunto 2023, e poi le ulteriori modifiche che hanno portato, che la legge 85 del 2023 ha portato al decreto legge, e che quindi adesso sono definitive e sono entrate appunto già in vigore e hanno modificato il decreto 81. Appunto nella Gazzetta Ufficiale 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata appunto la legge 85 di conversione del decreto legge 4 maggio 2023 numero 48, quasi esattamente dopo 60 giorni, che appunto è il limite di conversione per un decreto legge. Una legge che è entrata in vigore il 5 luglio. Ricordiamo che comunque già le modifiche apportate dal decreto legge 4 maggio 2023 erano già entrate in vigore il 5 maggio, quindi molte delle modifiche erano già operative. Queste ulteriori
modifiche apportate dalla legge sono in vigore appunto dal 5 luglio. Del 5 luglio. Per chi ha desiderio di vedere poi nel dettaglio esattamente quelle che sono le modifiche apportate dalla legge rispetto al decreto legge, qui è riportato anche un link nel nostro sito dove c'è una tabella che raffronta le modifiche apportate dal decreto legge e quelle dalla legge 85-2023. Vediamo quelle che sono le modifiche, vediamo le conferme e vediamo le ulteriori modifiche. Allora, questa era già una modifica che era stata portata dal decreto legge, una modifica dell'articolo 18, l'articolo 18,1 lettera A, che nella versione modificata prevede che il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto, e così terminava il decreto originariamente, quindi ancora prima della modifica del decreto legge. L'introduzione è questa seconda parte della frase, quindi non va nominato solo nei casi previsti dal decreto legislativo, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di quell'articolo 28. Quindi questa modifica, che attualmente quindi è stata confermata e quindi è totalmente operativa, prevede che un datore di lavoro debba nominare il medico competente in due situazioni. Primo caso, nei casi espressamente previsti dal decreto 81. Sappiamo che all'interno del decreto 81 ci sono una serie di situazioni in cui il decreto stesso prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria, dalla movimentazione manuale dei carichi ai livelli di rumore oltre un certo livello di esposizione, eccetera, eccetera. Ma con questa modifica la sorveglianza sanitaria risulterà necessaria anche quando è richiesta dalla valutazione dei rischi. Quindi, in poche parole, la sorveglianza sanitaria potrà essere effettuata anche per i rischi per cui non è espressamente prevista dal decreto legislativo 81, e quindi ci sarà un'estensione della sorveglianza sanitaria per tutta un'altra serie di rischi che attualmente non è prevista, o meglio, fino a poco tempo fa appunto non era prevista la sorveglianza sanitaria, invece adesso sarà prevedibile. Ad esempio, io qui ho riportato alcuni casi, ma chiaramente è un elenco indicativo e assolutamente non esaustivo, per verificare l'idoneità fisica ai lavori elettrici sotto tensione. Qua ricordiamo che la CE 1127, la norma appunto che regolamenta i lavori elettrici, prevede che il personale che effettua lavori elettrici sotto tensione deve essere considerato idoneo. E idoneo, tra i vari punti richiesti dalla norma, si parla anche di idoneità psicofisica. Ecco che quindi adesso si può effettivamente effettuare un accertamento anche riguardo a questo aspetto. Oppure, secondo punto, una verifica se gli addetti ai lavori in quota possono o meno soffrire di vertigini. Fino a prima della modifica, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che effettuavano operazioni in quota riguardava solo il fatto se questi assumevano, se erano soggetti appunto a bere sostanzialmente, quindi o comunque assumere sostanze alcoliche. In questo caso, evidentemente, la sorveglianza sanitaria potrà essere estesa anche per altre tipologie di rischi. Oppure verificare eventuali patologie per i lavoratori esposti a microclimi caldi, quindi se eventualmente ci sono soggetti cardiopatici in condizioni microclimatiche particolarmente severe, evidentemente sarà opportuno fare un approfondimento sanitario. Oppure il problema delle posture incongrue. Ecco, sono tutti rischi che oggi come oggi, con la modifica appunto apportata, sarà possibile approfondirli anche attraverso una sorveglianza sanitaria. Certo che questa modifica, che se da un lato è una modifica di buon senso, perché chiaramente è legata alla valutazione dei rischi, potrà portare anche eventualmente un domani a contenziosi di natura giuridica eventualmente, ed ecco che quindi magari l'avvocato Rizzardi può illustrarci la sua opinione. Posso entrare in campo. Allora ti ringrazio, esatto, Christian dell'assist, perché quello che mi pare importante di questo aspetto della riforma è proprio la centralità del documento di valutazione dei rischi, che viene riconfermata, affermata nuovamente dal legislatore, associata alla funzione del medico competente. Lo dico perché laddove vi sia già una sorveglianza sanitaria, quindi sia già stato nominato un medico competente, il datore di lavoro dovrà, insieme al medico competente,
aggiornare la valutazione dei rischi per valutare se siano necessarie altre forme di visite o di diagnosi o di esami clinici o medici nei confronti della popolazione dell'azienda, per valutare questi altri appunto aspetti di rischio che hai accennato tu e per estendere la sorveglianza sanitaria. Quindi ci dovrà essere necessariamente un confronto tra il datore di lavoro, che è il primo depositario di una valutazione dei rischi come soggetto in posizione di garanzia, e il medico competente che nelle aziende dove è già nominato avrà il compito di coadiuvare, collaborare con il datore di lavoro nella valutazione di questa nuova eventuale frontiera di sorveglianza sanitaria. La cosa invece particolare riguarda quelle aziende dove non è in atto la sorveglianza sanitaria perché non prevista dal sistema normativo vigente. Lì è un po' più difficile perché il datore di lavoro non ha come partner, diciamo, di coadiuvazione, collaborazione il medico competente perché non l'ha ancora nominato e quindi probabilmente potrà esserci l'ausilio di un consulente in veste di medico del lavoro che coadiuverà il datore di lavoro per valutare se sia necessario fare una sorveglianza sanitaria rispetto a rischi che fino all'altro ieri, fino a prima dell'entrata in vigore del decreto legge, non erano tabellati, non erano mappati e quindi non richiedevano la sorveglianza sanitaria. Quindi da questo punto di vista poi si profileranno delle responsabilità in termini omissivi, e cioè il datore di lavoro potrebbe rischiare di avere delle grane sul piano anche penalistico per una omessa valutazione dei rischi dell'estensione o meno della sorveglianza sanitaria, e il medico competente non ha certamente, se vogliamo vederla così, una posizione primaria nella scelta di questa sorveglianza sanitaria estesa, ma il suo contributo potrebbe essere determinante nella scelta di questo nuovo sistema di sorveglianza e quindi potrebbe anche essere chiamato anche lui in correità col datore di lavoro qualora non ci fosse una valutazione dei rischi corretta rispetto a questi nuovi temi. Quindi attenzione sia per il datore di lavoro che per il medico competente. Certamente, certamente. Qualcuno poi peraltro potrebbe obiettare che non è stato modificato l'articolo 41. L'articolo 41,1 lettera A è rimasto invariato e prevede appunto che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In realtà, siccome la normativa vigente è cambiata, si può dire che i casi previsti comprendono anche i casi in cui la valutazione dei rischi lo prevede. Quindi diciamo che la norma da questo punto di vista sembra appunto coordinata, corretto? Sembra coprire anche questo nuovo aspetto che esce dalla rigida previsione normativa ed entra nella discrezionalità della funzione datoriale insieme a quella del medico competente. Direi di sì che siamo tranquilli sotto questo profilo. Questa invece è una novità rispetto al decreto legge, una novità introdotta dalla legge di conversione. È una novità un po' particolare perché interessa un settore specifico, il settore dell'istruzione, ok? E in particolare la legge di conversione ha introdotto all'articolo 18, ricordiamo gli obblighi del datore di lavoro, un nuovo comma, il comma 3.3, che è riportato qui. E che cosa prevede questo nuovo comma? Che gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali, quindi parliamo di scuole statali, si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di quel comma 2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili. Qua bisogna fare un attimo di chiarimento. Il comma 3.2 era un comma che era stato introdotto con la legge quella del 2021, che aveva introdotto anche tutta una serie di modifiche sui preposti e quant'altro. Questa modifica, quindi il comma 3.2, prevede che la valutazione dei rischi strutturali di un edificio scolastico statale deve essere fatta non solo dal dirigente scolastico, che è il datore di lavoro, ma deve essere fatta assieme all'amministrazione, quindi al comune o alla provincia. Questa valutazione dei rischi, peraltro che doveva uscire entro 60 giorni un decreto che avrebbe ben chiarito le modalità per effettuare questa valutazione dei rischi, e questo decreto non è ancora uscito. L'aggiunta che hanno fatto è che questa valutazione dei rischi si intende assolta se non solo c'è, ma deve essere seguita dalla programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
E quindi hanno aggiunto questo aspetto qui, che dovrà essere indicato un piano quindi anche di interventi necessari, ma sempre considerando quello che è il limite di spesa che avrà l'amministrazione pubblica. E qui insomma qualcuno potrebbe polemizzare, perché quindi sostanzialmente a un ente pubblico è consentito una programmazione di interventi nei limiti delle sue risorse, sì. Una cosa che non è concessa a un privato, evidentemente. Infatti questa norma ha un sapore vagamente incostituzionale, nel senso che le scuole private paritarie e altre forme di scuole non statali sono tenute all'adeguamento, alla manutenzione, all'aggiornamento di tutti i presidi antinfortunistici e tutte le soluzioni che garantiscano la sicurezza dei docenti e dei fruitori della scuola e dei locali scolastici. Mentre per l'aspetto relativo alle scuole statali, agli edifici statali, c'è una sorta di freno a mano tirato, per cui si dice si programmano gli interventi necessari nei limiti delle risorse disponibili. Ma questo tema non piacerà alla magistratura, prevedo, perché anche quando i privati imprenditori eccepiscono che alcuni interventi sono troppo onerosi rispetto alla gestione di un impianto produttivo, la risposta unanime, concorde e consolidata della magistratura è: sulla sicurezza non si deve badare a spese, non ci sono vincoli che possano impedire al datore di lavoro di intervenire con tutte le risorse, anche quelle a prestito, quindi con degli investimenti per migliorare il sistema della sicurezza, senza considerare proprio quelli che sono i limiti e la condizione di esercizio di un'attività di impresa che deve badare al profitto. È vero che nelle scuole non si deve badare al profitto, però sicuramente la sicurezza degli edifici, lo sappiamo bene per gli episodi di cronaca anche degli ultimi anni, è un tema particolarmente significativo, importante e direi non rinviabile dal punto di vista degli interventi di manutenzione. Quindi mi fa specie che ci sia il riferimento alla manutenzione degli edifici scolastici con gli interventi necessari nei limiti delle risorse disponibili. Questo secondo me non ha una grande attrazione per la magistratura penale che dovesse intervenire su casi di questo genere. Certamente. Poi ricordiamo che comunque lo stesso articolo 18 pone un obbligo ai dirigenti scolastici che in caso di pericolo grave, immediato e direttamente riscontrato, loro hanno l'obbligo di sospendere l'attività oppure comunque interdire i locali. Questo è un obbligo che hanno i dirigenti in ogni caso. Bene, andiamo avanti. Ritorniamo agli obblighi invece, in questo caso del medico competente, quindi alle modifiche all'articolo 25. Qui è stato un po' rivisto il comma che era stato modificato e introdotto dal decreto legge. Attualmente la nuova versione, quella definitiva, prevede quanto segue: c'è un'aggiunta appunto a una lettera E bis, al comma 1 dell'articolo 25, ed è riportato quanto segue: il medico, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, prima non era scritto esattamente così, di quell'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro. Prima era scritto rilasciata dal datore di lavoro, ed era un errore perché formalmente la cartella sanitaria veniva rilasciata dal medico competente. E ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento. E questa è un'ultima aggiunta che non c'era prima. Sì. Quindi, prego. È un po' infelice forse tutta la formulazione lessicale e grammaticale di questo comma E bis, perché il riferimento appunto alla richiesta che deve fare il medico competente al lavoratore, sì, mi va bene, però poi salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento, poteva essere anticipato come inciso, proprio perché è quello il momento in cui la richiedo, il lavoratore mi dice non si trova, non c'è, è impossibile reperirla, e di conseguenza cessa ogni altra valutazione perché non ci sono gli elementi per poterla considerare ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Infilata nella fine della frase è infelice la sua collocazione dal punto di vista lessicale e grammaticale, perché da un lato c'è comunque la richiesta al lavoratore, quindi il medico competente mantiene comunque un obbligo di richiesta. E questo va specificato, confermato, e la legge di conversione non ha rimosso questo obbligo. Quindi deve comunque svolgere una richiesta al lavoratore e probabilmente la deve tracciare questa richiesta, cioè deve esserci una formula scritta che dica che il medico competente ha rivolto al lavoratore la richiesta di esibire copia della cartella sanitaria di rischio.
Se lo richiede il medico competente, ci sarà una risposta, si presume, del lavoratore, e sulla base di quella risposta poi si faranno le successive valutazioni. Se non c'è la cartella, non potrà il medico tenerne conto; se c'è, ne terrà conto. Andava scritta meglio, andava posizionata diversamente, e forse poteva anche non essere aggiunto questo passaggio finale, perché, ripeto, è una questione di causa di forza maggiore o di impossibilità di reperimento di un documento che riguarda qualsiasi adempimento di tipo documentale. E infatti questa è in linea con quella che era l'interpretazione che avevamo già dato anche prima anche noi, voglio dire, sostanzialmente. Quindi la norma, ricordiamo che non è sanzionata, l'articolo 58 non è modificata e non condiziona quindi la formulazione del giudizio di idoneità. Insomma, in altre parole, esattamente come ha detto l'avvocato, il medico, una volta documentata la richiesta al lavoratore della cartella e una volta documentato che il lavoratore eventualmente non ne dispone, dovrà, o meglio, sì, potrà o meglio dovrà procedere in ogni caso alla formulazione del giudizio di idoneità o meno alla mansione. Quindi comunque procederà con la visita e darà il suo giudizio. Bene. Un'altra modifica è quella dell'articolo 25, questa è rimasta inalterata dalla legge, ok? Quindi è rimasta paro paro, ed è l'introduzione al comma 1 della lettera N bis, nella quale è previsto che il medico, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso di tutti i requisiti di quell'articolo 38, che sono i requisiti del medico competente, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. E qui rimangono certe domande che ci si può porre, quindi in questo caso spetta al medico individuare il sostituto e comunicarlo al datore di lavoro, e non al datore di lavoro individuare il sostituto. Ma poi quali saranno le gravi e motivate ragioni? Qua passo la parola all'avvocato. Questa è la prima domanda, perché il medico competente potrebbe, come tutti gli esseri umani, subire delle situazioni di malattia, di patologia, che lo rendono appunto incapace di intendere e di volere provvisoriamente per una situazione di coma o di assenza di coscienza di quello che riguarda quindi la capacità di intendere e di volere, a causa di un trauma, di un incidente, di un qualche evento particolare. Questo contesto rende sicuramente assente la sorveglianza sanitaria per un periodo indeterminato, perché non si può neanche immaginare quanto starà assente o incapace di intendere e di volere quel medico, e il datore di lavoro avrebbe a suo carico l'obbligo di sostituirlo con un nuovo professionista che faccia l'intervento di sorveglianza sanitaria. Questa sarebbe la regola. Il legislatore ha voluto dire che se invece il medico sa di un suo impedimento per gravi e motivate ragioni, lo comunica per iscritto al datore di lavoro, quindi ci deve essere addirittura una comunicazione scritta. Le gravi e motivate ragioni a questo punto devono evidentemente incidere sulla salute fisica del medico, ma non su quella psichica, perché vuol dire che è ancora capace di intendere e di volere. Comunica il nominativo del sostituto e determina anche l'intervallo temporale della sua assenza e della validità della sostituzione. Questi due aspetti mi sembrano non particolarmente felici da collimare, da far condividere, perché il medico competente potrebbe avere una gravidanza difficile, per esempio, quindi rimanere assente per 6 mesi, 7 mesi per ragioni appunto di salute sua e del nascituro, potrebbe avere un problema di natura oncologica, potrebbe avere un problema di natura neurologica, e queste situazioni sono sempre difficilmente prevedibili diciamo, nel loro sviluppo e anche nella loro entità temporale. Quindi mi trovo difficilmente d'accordo, non mi trovo d'accordo con questa formulazione, perché tra l'altro la domanda che mi sorge è: se questa soluzione non fosse gradita al datore di lavoro, il datore di lavoro cosa fa? Revoca la nomina del sostituto e sceglie un altro medico competente, perché comunque l'impianto dell'81-2008 pone in capo al datore di lavoro o a un suo delegato articolo 16 il compito di nominare il medico competente. Non vedo quindi la ragione per cui devo affidare al medico competente, peraltro se capitasse proprio in una questione in cui perde la capacità di intendere e di volere, la possibile nomina di un sostituto per un intervallo temporale specificato. Sinceramente mi trovo veramente in difficoltà. Preferirei che la norma dicesse: il datore di lavoro nomina un supplente nel periodo in cui il medico competente risulta nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni, e farei una stessa considerazione per l'RSVP, di cui non parla questa riforma, ma mi chiedo se l'RSVP fosse impedito per 3 mesi, 6 mesi o 9 mesi per ragioni di salute, di maternità, di altre soluzioni che lo tengono distante dalla sede operativa di lavoro,
se questa assenza possa essere colmata dalla nomina di un supplente, di un sostituto temporaneo per la funzione di RSVP, che è parimenti importante e fondamentale quanto quella del medico competente. Quindi non sono precisate le gravi e motivate ragioni e queste potrebbero essere superate. Non sono precisate le ragioni per cui deve essere il medico a nominare un sostituto, e mi domando, se fosse il medico coordinatore, se sia giusto che sia lui a nominare un nuovo coordinatore degli altri medici della stessa azienda. Mi sembrerebbe questa una forzatura per tanti motivi, non ultimo il fatto che il coordinatore deve esercitare anche qualche funzione di, come dire, coordinamento e di necessario carisma sulla attività che devono compiere altri suoi colleghi nell'ambito della stessa azienda. Sì, insomma, quindi innumerevoli dubbi, insomma, solleva. Sì, non è una formulazione felice questa qui, la lascerei al suo destino, cioè il datore di lavoro di fatto esercita il suo potere, se riceve una nomina di un sostituto che non gli piace, che non gli aggrada, lo revoca. Certo. Poi abbiamo un'integrazione per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, anche questa introduzione qui non ha subito modifiche con la legge di conversione, e praticamente è stato integrato l'articolo 21,1 lettera A, imponendo ai lavoratori autonomi di utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità al titolo terzo, e questo era già previsto prima. L'aggiunta è nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui è il titolo quarto. E l'aggiunta, secondo me, è motivata perché quelle che sono le opere provvisionali del titolo quarto, quindi ad esempio qui ho riportato dei trabattelli, ma anche altre, non essendo delle attrezzature di lavoro indicate nel titolo terzo, potevano sfuggire dalla norma. Invece in questo caso hanno esteso anche a queste altre tipologie di attrezzature, o meglio apprestamenti, opere provvisionali, l'obbligo che siano conformi e da parte appunto dei lavoratori autonomi. Sì, dobbiamo fare attenzione qui alle funzioni del CSE nei cantieri temporanei immobili, in cui entrino anche i lavoratori autonomi, perché il CSE dovrebbe a questo punto annotarsi anche nella checklist delle verifiche che il tal lavoratore autonomo si è dotato di un'opera provvisionale conforme, idonea e adeguata per quel tipo di lavoro e di intervento, quindi con un controllo di documentazione, con un controllo di funzionalità e con un controllo di corrispondenza alle esigenze di quella specifica lavorazione. Secondo me questo è un alert più per il CSE che per il lavoratore autonomo. Assolutamente. Credo che comunque un bravo CSE lo faceva anche prima di questa modifica, questa tipologia di controlli, anche se non era effettivamente tenuto in maniera obbligata. Cioè, il lavoratore autonomo non aveva questo obbligo specifico. Okay. Poi sulla formazione, anche questa modifica dell'articolo 37,2 con l'introduzione di questa lettera B-bis non ha subito modifiche dal decreto legge, e l'introduzione qui è questa qui, il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Cioè è previsto che quando usciranno i nuovi accordi sulla formazione, che stiamo attendendo da tempo e che devono uscire nel giugno 2022, verranno inseriti anche le modalità per effettuare il monitoraggio dell'applicazione degli accordi stessi. Sì. E il fine qual è? Il fine è quello di contrastare un po' la formazione illegale e inefficace, evidentemente. La produzione di attestati falsi, sostanzialmente. Esattamente. Tenuto conto che questo elemento è già oggi possibile reprimerlo, cioè ci sono già gli articoli del codice penale che ovviamente sanzionano e puniscono coloro i quali fanno falsa formazione, falsa certificazione, falsi corsi, falsi attestati, insomma, quindi il monitoraggio serve solo a dire va bene, lo facciamo in una certa maniera, con un certo criterio statistico, con una certa tempistica. Esatto, verrà definita la modalità, ma la sostanza esiste già, insomma, voglio dire. Sì. Poi abbiamo un'altra modifica, anche qui non è stato toccato nulla del decreto legge, modifica del comma 12 dell'articolo 71. Parliamo delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui è allegato settimo, quelle attrezzature che devono essere denunciate e sottoposte a verifiche periodiche, come da allegato stesso. La modifica riguarda il comma 12. Prima era previsto che l'INAIL piuttosto che l'ASL potevano servirsi di soggetti privati abilitati, hanno tolto la prima parte e hanno lasciato sostanzialmente questa parte qui, cioè i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio
e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competenti. Sappiamo che le verifiche periodiche possono essere svolte o dagli enti pubblici o dai privati abilitati. Sì. Diciamo che questa non è una modifica di grossa importanza, voglio dire, rispetto a quanto era di prima. Mi sembra che non ci sia molto da commentare oltre alla presentazione che hai fatto. Invece questa è interessante, secondo me, una modifica all'articolo 72, obblighi dei noleggiatori concedenti in uso delle attrezzature, una novità introdotta dal decreto legge che non è stata modificata dalla legge di conversione, quindi è rimasta paro paro. L'articolo 72,2 viene sostituito con il seguente articolo. Parliamo dei concedenti in uso, dei noleggiatori, che quando noleggiano un'attrezzatura cosa devono fare? Devono acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso dell'attrezzatura, parliamo anche di concessione gratuita, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione d'uso, quindi basta un'autocertificazione, non serve richiedere attestati di formazione, giusto, al soggetto che prende noleggio o in concessione d'uso o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e l'addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente titolo dei soggetti individuati per l'utilizzo. Interessante notare che qui viene esteso l'obbligo di richiedere questa autocertificazione non solo ai datori di lavoro, ma a chiunque va a noleggiare, anche un privato cittadino che si deve potare l'albero a casa sua, dovrà rilasciare questa autocertificazione. Ecco, mi permetto un'aggiunta, una sottolineatura sull'inciso per tutta la durata del noleggio della concessione dell'attrezzatura. Uno potrebbe pensare che sia sufficiente quindi che al termine del noleggio cestiniamo tutto quello che è la documentazione che è stata realizzata e conservata per questo scopo. Io farei una scelta più prudente, cioè la terrei per un po' più di tempo nelle mani del soggetto che concede in uso le attrezzature, perché potrebbe esserci una necessità di difendersi da un contenzioso, da una richiesta risarcitoria che si innesca magari qualche tempo dopo la formale cessazione del rapporto di noleggio o di concessione. Quindi è vero che c'è sempre un problema di archivio, di spazi, di tenuta della documentazione, ma la prudenza insegna che converrebbe forse avere una parentesi più lunga di detenzione della documentazione per garantirsi da eventuali iniziative di contestazione, di reclamo o di richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore o del soggetto che prende a noleggio. Quindi questo è più un consiglio che non un commento alla norma. Certo. E qui insomma abbiamo commentato. Formazione di datori di lavoro. Anche questa una modifica prodotta dal decreto legge, non toccata dalla legge di conversione, quindi è rimasta esattamente come prevista dal decreto legge. L'articolo 73, decreto 81, parliamo di formazione sulle attrezzature di lavoro, è stato aggiunto il comma 4 bis. Ricordiamo che già l'articolo 73 prevede che qualora i lavoratori siano adibiti all'utilizzo di attrezzature particolari devono essere appositamente formati e addestrati al loro uso. Qual è la modifica? È che anche il datore di lavoro che fa uso di queste attrezzature che richiedono conoscenze particolari di quell'articolo 71,7 dovrà essere formato, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico, al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. E qui la domanda che ci si pone, ma allora cosa fa? Fa un'autocertificazione, dichiara di essersi formato e di essersi addestrato. Va bene? È sufficiente? No, non va bene. Una domanda provocatoria. È una domanda retorica, quella del certo. Casiero. La formazione e l'addestramento del datore di lavoro devono essere curati da un soggetto terzo, da un ente accreditato, da un formatore abilitato, che facciano sia la formazione sia l'addestramento specifico. Tra l'altro specifica il legislatore al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro per tutti i soggetti, cioè non solo per il datore di lavoro che le usa, ma anche per gli altri che ovviamente sono intorno a quell'attrezzatura, a quel luogo di lavoro. Quindi è una sorta di alert per il datore di lavoro della serie. È meglio che anche tu dai l'esempio formandoti ed addestrandoti, perché così puoi fare la stessa cosa poi con i tuoi dipendenti, con i tuoi collaboratori, dando l'esempio che ti sei formato e addestrato con il test pratico e teorico superato brillantemente per poter esercitare quel tipo di funzione, quel tipo di utilizzo di attrezzature. Tra l'altro il tema delle attrezzature di quell'articolo 71 mi sembra sia un elenco piuttosto impreciso o vago da definire, quindi bisogna essere anche
particolarmente cauti e prudenti, è meglio avere una formazione e addestramento in più che una in meno, insomma, rispetto a questo nucleo di attrezzature non precisato. Sì, poi l'osservazione qui è che è giusto che il datore di lavoro sia formato non solo per evitare che lui si possa far male, ma anche che lui possa creare danno a terzi, voglio dire. Certo. Quindi, anche perché non abbiamo un pari nei confronti dei lavoratori autonomi. Esattamente. Non esiste una norma identica per i lavoratori autonomi, quindi probabilmente l'interesse è che non solo il datore di lavoro non si faccia male, ma soprattutto che non crei danno a terzi, ad altre persone, da questo punto di vista. E comunque resta il problema dell'elenco delle attrezzature che non c'è, dell'articolo 71,7. Io in ogni caso... che l'accordo Stato-Regioni faccia una piccola precisazione. Sì, io potrei dare questa indicazione. Beh, se nel manuale di quell'attrezzatura il fabbricante prevede che quell'attrezzatura può essere utilizzata solo da persone formate, ecco che qui è evidente che su quell'attrezzatura bisogna avere la formazione, giusto? Quindi sicuramente uno spunto è il manuale, quello che è indicato dal manuale del fabbricante, direi. Ecco, ricordiamo che peraltro appunto questo comma è sanzionato e quindi se il datore di lavoro non provvede alla sua formazione sull'uso di queste attrezzature, c'è la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda fino a 7.862 euro. L'ultima novità, che invece è un'introduzione della legge 85, non era prevista nel decreto legge, però se ne parlava, rispetto appunto al decreto legge del 4 maggio 2023, la legge di conversione 85 ha introdotto e modificato l'articolo 98 del decreto 81 che riguarda i requisiti professionali dei coordinatori della sicurezza. In poche parole, oggi come oggi sarà possibile fare il coordinatore non solo agli ingegneri, gli architetti, i periti, i geometri, quelle figure, quei titoli previsti, ma anche ai laureati in tecniche per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Anche questi soggetti potranno assumere il ruolo di coordinatori. Ovviamente per tutti questi soggetti vi sarà la necessità di partecipare al corso di formazione per coordinatori superato con esito positivo e previsto dal decreto 81 di 120 ore. Infatti l'aggiunta è proprio questa parte qui, ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro nelle classi LSNT4 ai sensi del regolamento, eccetera, eccetera, eccetera. Questa secondo me è una modifica di buon senso perché molti tecnici dello SPISAL sono appunto laureati in tecniche per la prevenzione e sembrava assurdo che questi soggetti potessero sanzionare i coordinatori, voglio dire, ma non fare loro stessi coordinatori. Quindi è ovvio che come prerequisito può considerarsi sensato, insomma, anche questo per poter partecipare, per poter appunto un domani svolgere anche il ruolo del coordinatore. Sì, condivido e quindi ci sta questa modifica. Anche per estendere il parterre dei CSE e CSP con le competenze più specifiche della formazione di sicurezza e prevenzione. Ecco, teniamo presente che comunque è necessaria per tutti questi soggetti la partecipazione al corso di 120 ore. Non basta essere laureati in tecniche per la prevenzione per fare già automaticamente i coordinatori. Va fatto il corso. Non ci sono altre modifiche, quindi passo la parola all'ingegner Marità. Forse ci sono altre domande? Certo. C'è una moltitudine di domande. Ma adesso vediamo se riusciamo a rispondere a tutte queste, magari anche accorpandole e generalizzandole. Allora, abbiamo visto che uno delle prime modifiche in ordine, come sono state presentate, riguarda appunto la questione della sorveglianza sanitaria che oggi, a differenza di ieri, non è più possibile, perché io la metterei anche in questi termini, solo quando è espressamente prevista, ma è necessaria quando è prevista nella valutazione dei rischi. Ho riassunto correttamente, no? Certo. Quello che sostanzialmente... Secondo me, sottostante è un obbligo di aggiornamento del DVR rispetto a questo profilo. Può esserci un obbligo di aggiornamento, certo. O meglio, è sicuramente necessario ripensare la valutazione, dopodiché l'esito potrebbe anche essere confermato. Esattamente. Ma alla luce di questa novità normativa è opportuno che il datore di lavoro, l'RSIP e eventualmente anche il medico competente, se è già presente
valutino la necessità eventualmente di prevedere la sorveglianza sanitaria anche in altri casi. Io noto, l'ho notato in questa edizione, ma anche nelle precedenti, che molti chiedono, ma allora a questo punto posso estendere le verifiche sull'assunzione di alcol anche ai casi non espressamente previsti. Evidentemente questo è un punto sì, esatto. Devo dire che anche frequentando le aziende noto che spesso sono i datori di lavoro che chiedono di poter fare più controlli sulle assunzioni di alcol e di sostanze stupefacenti rispetto a quelle che sono effettivamente le casistiche previste dalla norma di legge. Cosa possiamo rispondere a chi pone questa domanda? È possibile fare la verifica dell'alcol sulla base di una valutazione, estenderla sulla base di una valutazione? Allora io partirei la domanda non è facile, però è pertinente, quindi bisogna provare a dare una risposta e ci provo io per primo, poi l'ingegner Masiero sarà più efficace di me. Partiamo da una prima distinzione. Un conto è l'accertamento di uno stato di ebbrezza, cioè dell'assunzione di alcol istantaneo o momentaneo con un alcol test. Un conto è l'accertamento di una situazione di abuso cronico dell'alcol e quindi di alcol dipendenza. Escluderei questo secondo profilo, cioè dell'accertamento dell'abuso di alcol cronico, dalla modifica fatta dal legislatore all'articolo 18 e all'articolo 25, cioè la sorveglianza sanitaria si deve intendere, semmai, riferita alla situazione di assunzione di alcol istantanea, estemporanea, ma non alla verifica di una condizione di abuso dell'alcol che può essere invece effettuata solo a valle dell'accordo Stato-Regioni che manca dal 2009. È da quella data che le regioni e lo Stato avrebbero dovuto mettersi d'accordo sulle modalità di accertamento dei casi di dipendenza cronica da alcol e delle modalità di rimedio a questa situazione, come hanno fatto più o meno per gli aspetti di esposizione all'assunzione di sostanze stupefacenti. Quindi l'alcol assunto per situazioni di dipendenza cronica non è oggetto di una possibile sorveglianza sanitaria anche con questa riforma dell'articolo 18 e 25. Cosa può fare secondo me invece di nuovo il datore di lavoro insieme all'RSP e il medico competente? Può fare un aggiornamento della valutazione del rischio che imponga un controllo più esteso dell'assunzione di alcol, ripeto, istantanea, quindi non una ricerca di dipendenza da alcol, ma di una situazione di ebbrezza momentanea, perché ci può essere una valutazione a monte della presenza di alcol zero nel sangue per una serie di lavorazioni e di mansioni che secondo il datore di lavoro devono appunto avere questo tipo di valutazione di caratteristica preliminare. Se il datore di lavoro arriva a questo convincimento, a questa conclusione e lo espone nel documento di valutazione del rischio, fa un servizio che certamente chiarisce e definisce la sua posizione a livello aziendale e poi col medico competente può organizzare delle verifiche più estese, anche eventualmente sulla intera coorte dei dipendenti, con la previsione di un alcol test o programmato o a sorpresa. Programmato ha poco senso perché chiaramente le persone si astengono dal bere alcol e quindi lo potrebbe fare a sorpresa. L'esito di questa valutazione dell'assunzione di alcol non è l'inidoneità alla mansione in senso generale, come dire, per quanto riguarda quel tipo di attività, ma è l'allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro proprio per ricordare al lavoratore che c'è un impegno, c'è un'assunzione, c'è una scelta del datore di lavoro dell'assenza di alcol nel sangue a tutte le ore del servizio e anche prima di entrare in servizio per evitare di essere soggetti a stato di ebbrezza dopo essere entrati in turno. Quindi il datore di lavoro può disporre di questa soluzione, il lavoratore può essere soggetto ad un alcol test, la scoperta dell'eventuale positività all'alcol test comporta l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal luogo di lavoro e, attenzione, si entra nel gioco delle sanzioni disciplinari per violazione di norme, regole e procedure aziendali del datore di lavoro. Quindi non c'è una questione, ribadisco, di inidoneità alla mansione in senso concreto e prolungato, c'è una questione di possibile sanzione, quindi il richiamo scritto, la sospensione del lavoro, la sospensione dello stipendio e nei casi più estremi il licenziamento disciplinare per avere violato le direttive e gli ordini del datore di lavoro. Questo è un po', secondo me, il tema su cui si può confrontare il medico competente e il datore di lavoro rispetto al tema dell'utilizzo di alcol in azienda. Va bene. Quindi analoghe considerazioni si possono anche fare per l'assunzione di sostanze psicotrope o sì, quant'altro, giusto? Sì, direi di sì.
Va bene. C'è la normativa che ti manda al SERD per fare i controlli e la disintossicazione successiva. Credo che siamo riusciti a rispondere a diverse domande che poi erano declinate su casi molto particolari. Ecco, poi un altro quesito che in effetti è di sostanza è il seguente, cioè immaginiamo appunto la situazione del datore di lavoro e dell'RSVP che stanno facendo la loro valutazione dei rischi, che a un certo punto ricevono una illuminazione relativamente alla necessità di sorveglianza sanitaria a fronte di un rischio. Perché ho detto illuminazione? Perché più di qualcuno dice: ma come fanno il datore di lavoro e il medico e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che non sono medici tipicamente, potrebbero esserlo, ma immaginiamo che nella maggior parte dei casi non lo siano, a avere competenze per comprendere quando è necessaria o meno la sorveglianza sanitaria? Cioè, non avrebbe avuto più senso chiedere che il legislatore prevedesse sempre la presenza di un medico competente nella fase di valutazione dei rischi, che al più avrebbe potuto dire non serve la sorveglianza sanitaria? Ritengo che questa ipotesi non è che sia esclusa dalla norma, quindi il datore di lavoro che volesse acquisire un confronto, una valutazione da parte di un medico competente, lo può benissimo chiamare a partecipare alla valutazione dei rischi, e al limite il medico competente chiamato potrà dirgli non serve la sorveglianza sanitaria, oppure viceversa serve la sorveglianza sanitaria. È corretta come... È corretto, l'avevamo accennato prima e lo diceva con una certa preveggenza l'allora procuratore generale della Corte d'Appello di Genova nel 2011, il dottor Di Lecce, che diceva: nulla esclude che un datore di lavoro possa attivare una sorveglianza sanitaria anche laddove non previsto strettamente dalle norme, perché fa parte del suo ruolo di valutatore del rischio sempre stare attento anche ai profili di salute e sicurezza, e quindi dover valutare questa possibile attivazione della sorveglianza sanitaria. Quindi era una sorta di preveggente del 2011, dopo 12 anni sono entrati in campo anche il legislatore con questa riforma. Quindi direi che era già nell'area che potesse farlo prima di questa riforma, la riforma lo ha confermato, e condivido che debba esserci anche un medico competente intorno al tavolo, o tratto come consulente esterno o, essendo già medico competente, come agente della sicurezza del sistema prevenzionistico all'interno dell'azienda. Farne a meno lo troverei difficile, cioè troverei difficile che un datore di lavoro, un RSVP, senza l'ausilio di un medico competente facciano una valutazione di questo tipo, di questa portata. Certo. Sì, peraltro, voglio dire, questo stesso tipo di atteggiamento va considerato in tutte le casistiche in cui ci troviamo ad affrontare rischi molto specifici e che magari richiedono delle competenze particolari. Immaginiamo una valutazione di un rischio sismico, dove a meno che non siamo di fronte di nuovo a un datore di lavoro, un RSIP con competenze strutturali, no, è capace di fare magari qualche tipo di calcolo che consenta di capire se l'edificio in caso di sisma rimane in piedi, è chiaro che dovranno andare da un esperto in tal senso. Posto naturalmente che vogliamo ritenere la valutazione del rischio sismico, come è stato discusso più volte insieme anche all'ingegner Masiero, una valutazione da considerare all'interno della valutazione dei rischi. Ma non apriamo qui il dibattito, eventualmente lo rimandiamo ad altre sedi. Poi ci sono delle altre domande, anche qui cerco un po' di generalizzarle, che a questo punto dicono: ma potendo estendere la sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi, a questo punto io potrei fare anche una sorveglianza sanitaria per capire se vi è una idoneità psicofisica, e spesso c'è, come dire, una sottolineatura sulla parte psico più che fisica, cioè se il lavoratore ha delle caratteristiche che gli consentono, anche una questione psicologica, di affrontare quella data attività. Facciamo un esempio che non so se sia perfettamente coerente, ma in realtà penso di sì, al limite mi direte che sto sbagliando, ma il caso potrebbe essere sulla nomina degli addetti al primo soccorso, sì, dove effettivamente potrebbe esserci qualcuno che non è adatto perché ha, la semplifico, sviene se vede il sangue e se vede un taglio. Ecco. Devo anche dire che le poche volte che abbiamo dovuto chiamare un'ambulanza qui da noi è stato durante i corsi di primo soccorso, perché qualcuno è svenuto, quindi probabilmente a parlare dell'argomento quelli più sensibili
e cominciano già solo a parlarne, cominciano a sentirsi male. Comunque, a parte questo aneddoto, ecco, in questi casi si potrebbe dare comunque un passaggio dal medico competente per verificare se l'addetto al primo soccorso può essere una persona adatta, se l'addetto che fa un lavoro in quota soffre di vertigini e via dicendo. Sì. Ovviamente poi è difficile trovare un confine, perché si può arrivare fino al caso estremo di andare in cerca se una crisi di ansia, magari nel momento in cui fa lavori in cui in presenza di una crisi d'ansia mette a rischio la sua vita o quella degli altri. Quindi secondo me bisogna vedere se esistono delle visite che oggettivamente possono dichiarare che il soggetto è idoneo o meno. Quindi secondo me poi la difficoltà del medico è dare un giudizio oggettivo di idoneità o meno. Quindi sul discorso delle vertigini so che esistono dei controlli per cui oggettivamente si possa dichiarare. In altri casi magari risulta un po' più difficile. Quindi anche il medico forse certe volte potenzialmente si può fare. E poi su alcuni aspetti non so se esistono dei protocolli sanitari che possono dare un'indicazione in maniera oggettiva dell'idoneità o meno. Questo non è facile secondo me. Diciamo che per quanto riguarda gli addetti al primo soccorso alle emergenze, tecnicamente non è richiesta una idoneità. Infatti. Cioè dovrebbe essere una loro partecipazione alle squadre senza nessun tipo di remora. Però è vero anche che molti medici ti dicono: siccome conosciamo i lavoratori, siccome ci hanno manifestato delle loro perplessità, titubanze, fragilità rispetto ai temi che accennava anche Federico Maritan, li abbiamo tenuti fuori dalla squadra di primo soccorso dell'emergenza. Questa è una soluzione di comodo, di prassi, che prescinde da tutto il resto degli aspetti giuridici che i medici hanno, diciamo, effettuato d'accordo con il datore di lavoro, proprio per escludere dalle squadre di emergenza quei soggetti che hanno delle particolari criticità, che ce le avrei anch'io vedendo il sangue che scorre. Certo, poi mi vengono in mente anche esempi, e qua mi rifaccio all'ingegner Masiero, ad esempio nelle attività sugli impianti elettrici, lavori elettrici, dove la stessa norma CE 1127 sottolinea la necessità che il lavoratore non solo sia formato e addestrato, ma anche abbia un'affidabilità dal punto di vista psicofisico, si può dire, nello svolgere il lavoro, anche perché sono lavori in cui è necessaria anche una certa manualità, una certa precisione, e quindi in questi casi qui probabilmente una sorveglianza sanitaria che vada anche, e dopo si pone il problema, giustamente veniva sollevato, ma come? Però questo ce lo dirà il medico competente, ma che vada anche a valutare appunto, questi aspetti più psichici che fisici, che potrebbero rendere il lavoratore idoneo o meno, sono in realtà oggi da prendere in considerazione e potrebbero richiedere appunto un'estensione della sorveglianza sanitaria anche in questi casi, che in effetti non sono casi, diciamo, tabellati. Certo, in si vede che ci sarà spazio forse per lo psicologo competente, in senso di affiancamento ad un medico competente per una sorveglianza sanitaria più diffusa, più estesa su quelle tematiche che dicevi tu, Federico Maritan, proprio perché ci potrebbero essere dei lavoratori che soffrono di alcune situazioni che li espongono a dei rischi non facilmente percepibili nemmeno dal più bravo dei medici competenti. Certo. No, è corretto, e quello che sto anche, visto che poi la platea è molto ampia che ci ascolta, bisogna appunto far presente che se abbiamo dei lavoratori che fanno lavori elettrici sotto tensione, e per cui il decreto 81 prevede espressamente che bisogna conferire un'idoneità a lavorare sotto tensione, questo è previsto dall'articolo 82, così come previsto dalle norme tecniche. La norma tecnica dice che per poter dare l'idoneità, il datore di lavoro deve considerare una serie di aspetti, e il primo aspetto è l'idoneità psicofisica, proprio testuali parole dalla CE 1127. Quindi il problema si pone effettivamente. E si poneva di più prima, se vogliamo, perché teoricamente non avrei potuto fare nessun tipo di sorveglianza. Infatti i medici mi rispondevano: e noi non possiamo fare, abbiamo le mani legate perché il decreto 81 non prevede una sorveglianza sanitaria per questa idoneità. La risposta che mi davano i medici prima era proprio questa. Quindi arrangiati i datori di lavoro su questo aspetto, in poche parole. Più difficile adesso. Invece adesso è più difficile. Infatti la cosa che vorrei sottolineare, è stata già detta da voi, ma la sottolineo, è il rischio che naturalmente oggi si aumentino le contestazioni sia in un senso che nell'altro, ovvero sia per eccesso di sorveglianza sanitaria che per mancanza di sorveglianza sanitaria. Ipotizzo naturalmente sia più probabile la seconda delle due, però un indomani, in caso di infortunio, che
potrebbe essere in qualche modo collegato a una non idoneità psicofisica, una supposta non idoneità psicofisica, si potrebbe andare dal datore di lavoro a dire: ma perché non hai fatto una sorveglianza sanitaria, che si poteva fare naturalmente, anche questo poi sarà da dimostrare, e per verificare questa. E il caso dell'elettricista potrebbe essere emblematico, se vogliamo, tanto più che c'è una norma tecnica che ti dice che è richiamata dal decreto 81, che ti dice che devi verificare l'idoneità psicofisica dell'addetto ai lavori elettrici. Quindi attenzione a questa nuova estensione che può essere abbastanza critica, e secondo me qui davvero il contributo del medico competente diventa fondamentale. Ecco, poi ci sono altre domande sul punto relativo all'oggettiva impossibilità di reperire la cartella sanitaria. Ne avevamo già parlato diffusamente anche nelle precedenti edizioni, dove la formulazione era diversa rispetto a quella attuale, ma tutto sommato, insomma, la sostanza era uguale. La sostanza era uguale. Allora qui non c'è scritto da nessuna parte cosa renda oggettivamente impossibile reperirla. Va anche detto che il medico chiede per interposta persona che venga dato qualcosa e lui non ha nessuna leva per poterla ottenere, quindi nel momento in cui il lavoratore dica non sono in grado di, credo che questa sia un'oggettiva impossibilità di ricevere la cartella sanitaria. Non so cosa ne pensate voi. Allora, l'oggettiva sarebbe che appunto qualcuno ha fatto dei tentativi per venirne a capo, quindi anche il lavoratore o chi per esso dovrebbe fare richiesta, se c'è un precedente datore di lavoro, della cartella sanitaria. Dopodiché, siccome non possiamo fare la catena di Sant'Antonio, perché la gente poi deve cambiare lavoro, deve essere assunta, deve trovare le condizioni per esercitare la sua attività liberamente, quindi il tema è anche un tema di tempistiche, alla fine ce la caveremo dicendo: io ho fatto la richiesta, la cartella non è arrivata, ho fatto la visita, l'ho giudicato idoneo, va a lavorare. Festa finita. Cioè, per tutto quello che stiamo dicendo, se anche non c'era questo inciso di oggi, se anche non c'era la presenza di qualche altra frase la volta scorsa nel decreto legge, non vedo che cosa potesse togliere o aggiungere. Sono molto drastico e cinico, ma mi pare che sia il medico alla fine ad avere in mano il boccino e dire questo lavoratore è idoneo o non è idoneo. Diciamo che hanno scritto su una norma di legge quella che è una buona prassi. Sì, esatto. Se vogliamo. È come dire che il nuovo amministratore deve portare le scritture contabili della società di cui è diventato un nuovo amministratore, salvo che non sia oggettivamente impossibile. Se per caso c'è stata un'alluvione, un incendio o un furto, si sa che non può portare i nuovi registri, cioè i vecchi registri contabili. Quindi... Certo, in ogni caso, come avete già detto e lo ribadisco, è opportuno che il medico tracci questa richiesta. Sì, quello è l'unico obbligo, cioè che faccia la richiesta. Una PEC. Il medico alla fine. Sì, esatto. E ecco, poi naturalmente ci sono tutta una serie per contro di domande relativamente alla sostituzione del medico nel momento in cui dovesse avere queste difficoltà a svolgere la sua funzione. Ce n'è una che chiede se il medico che viene sostituito diventa coordinatore ma no, secondo me è una sostituzione totale, nel senso che anziché riferirmi a Caio mi riferirò Diciamo che se quello che ha impedito è il medico coordinatore, teoricamente dovrebbe trovare un sostituto che farà da medico coordinatore. Certo. Questa sarebbe la logica. Non è che il sostituto diventa coordinato di chi non è in grado in quel momento di svolgere la sua funzione, anche perché non potrebbe svolgere neanche quella di coordinatore. No, certamente no, però ripeto, la norma è infelice perché è il datore di lavoro che ha un rapporto fiduciario col medico. Cioè se a me dicono ti caccio lì il dottor Mario Rossi e vedrai che farà un ottimo lavoro, a me non piace perché ha i capelli neri e preferisco quelli senza capelli. Cioè, voglio dire, sono scelte del datore di lavoro che riguardano l'empatia, certo, la capacità, le competenze, il merito, e possono essere con 1000 variabili. Certo. Ma la cosa non potrebbe essere fatta anche in fase di nomina del medico, cioè mi nomini a me come medico, ti dico che il mio sostituto, se non c'è, cioè quindi già inizialmente il medico che viene nominato già dà l'indicazione dei possibili sostituti, in modo tale che a questo punto il datore di lavoro ha già una platea di medici e quindi gli dice sì, mi vanno bene o non mi vanno bene. È possibile questo? Sì, di fatto o no? Sì, è una domanda. Sì, no, capisco, Cristian, rimango un po' perplesso, perché allora tutti coloro che sono vestiti di un ruolo devono avere il sostituto e il supplente come il presidente degli Stati Uniti, cioè
La mia sensazione è che ci sia un RSVP e un medico competente. Vanno in aceto, non sono in grado di fare il lavoro, vengono sostituiti dal datore di lavoro da un altro soggetto che fa l'RSVP e il medico competente. Anche perché aggiungo al lato pratico, se io oggi dico se dovesse succedermi qualcosa mi sostituisce l'avvocato Rizzardi, poi magari succede qualcosa, non lo auguro naturalmente, l'avvocato Rizzardi prima che a me, e quando serve non ho neanche l'avvocato Rizzardi disponibile. Quindi, esattamente, che poi non facciamo i testamenti lasciando fuori un nome di uno che potrebbe fare anche lui l'erede, insomma. Esatto. Ovviamente questa previsione non si applica nel caso di ferie, a meno che un medico non abbia la fortuna di andare in ferie per un anno abbondante. Penso in quel caso lì evidentemente sarà il datore di lavoro che smetterà di pagarlo probabilmente e lo sostituirà per ovvie ragioni. Esatto. Quindi il caso è nel momento in cui il medico dovesse, molto probabilmente è una malattia, stiamo ragionando su una possibile malattia che gli... Oppure una situazione di maternità difficile con qualche mese da stare a letto, insomma. Esatto. E dopo le altre sono, mi sembra, più o meno simili. Ce n'è qualcuna che riguarda la questione delle attrezzature. Mm-hmm. Però a queste poi daremo risposta singolarmente perché fanno delle richieste molto puntuali, quindi vi rispondiamo come di consueto nei prossimi giorni singolarmente. Ce n'è una che riguarda sempre la formazione dei datori di lavoro, però non riesco a comprenderla bene, anche se il datore di lavoro non utilizza personalmente l'attrezzatura. No, deve utilizzare l'attrezzatura, se no ovviamente non deve... usa, no, evidentemente non è necessario. Ma fare una formazione a prescindere la può fare, quello sicuramente sì. Deve farla se utilizza l'attrezzatura. Esatto. Quindi naturalmente non c'è l'elenco di queste attrezzature. Prima l'ingegnere Masiero ha cercato di dare un'indicazione su quali potrebbero essere, ossia su quelle che hanno nello stesso manuale l'obbligo di formazione, anche perché ricordo che la norma parla di conoscenze e responsabilità particolari, quindi non tanto in relazione ai rischi, ma non necessariamente non parte dai rischi, parla dalle conoscenze necessarie per utilizzare l'attrezzatura. Sì, anche se poi la giurisprudenza cerca di tutti i cavilli per dire che avresti dovuto fare la formazione anche nell'utilizzo di un trapano a mano. Esatto, quindi ecco, quello propriamente la confusione, perché vedo diverse domande appunto su questa formazione del datore di lavoro, è che c'è il rischio che venga confusa quella che è la formazione che dovrà essere obbligatoria per il datore di lavoro una volta emesso l'accordo, che sarebbe dovuto uscire a giugno dell'anno scorso. Sì. Ma quella è una formazione obbligatoria per il datore di lavoro in quanto datore di lavoro, certo. In quanto assume il ruolo di datore di lavoro, quindi il legislatore dice devi avere un minimo di conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, visto che hai una marea di responsabilità e di obblighi, almeno capiscine qualcosa. Qui invece stiamo parlando di una questione diversa, di un datore di lavoro che svolge delle attività lavorative. Sì. E finora il legislatore non aveva mai obbligato il datore di lavoro, salvo nell'uso di attrezzature, quelle dell'accordo del 2012, a svolgere una formazione, il che è un assurdo, cioè il datore di lavoro avrebbe potuto utilizzare qualsiasi attrezzatura senza una formazione o addestramento specifico. Ripeto, è un assurdo, tanto più che, come si diceva prima, il datore di lavoro potrebbe addirittura far male ad altri oltre che a se stesso. Quindi, ed è successo. Ed è successo, sì, non è infrequente. Quindi ritengo che questa previsione legislativa sia assolutamente di buon senso, ma ripeto, è applicata ai datori di lavoro che utilizzano le attrezzature, non al datore di lavoro in senso lato, in quanto datore di lavoro. Per quella formazione lì ne riparleremo quando uscirà l'accordo. Io mi fermerei qui perché vedo che abbiamo già sforato i tempi. Come ho detto, ci sono molte altre domande, cercheremo, per quelle a cui non abbiamo già dato risposta, di rispondere nei prossimi giorni, quindi in tempi anche stretti, e per cui direi che appunto rinviamo a queste risposte. Molte di queste, tra l'altro, poi le pubblichiamo anche nelle nostre news, quindi la prossima settimana e quelle successive troverete anche nelle nostre informative le domande e le relative risposte. Ringrazio i nostri relatori che, come di consueto, con chiarezza e disponibilità ci hanno consentito di capirne qualcosa di più di queste norme, spesso scritte in modo non proprio chiaro, però insomma credo che siamo riusciti a fare abbastanza chiarezza. Rimane qualche dubbio, ma
secondo me sono più dubbi di carattere pratico-applicativo e sono superabili con il buon senso e con un po' di precauzione. E mi riferisco in particolare alla norma relativa alla sorveglianza sanitaria, dove vedo il rischio, se non si ha un supporto da parte del medico competente e valido, di commettere qualche errore che può diventare grave in caso di infortunio o di malattia professionale. Vi rimando, come ho anticipato prima, al prossimo seminario previsto per il 20 di luglio sull'utilizzo dei disoceanati. Attenzione che la scadenza è il 24 agosto, quindi mi sa che in quei giorni saremo tutti quanti con la testa altrove, me lo auguro, ve lo auguro, perché vuol dire che saremo in vacanza. E saluto tutti i partecipanti di questa terza edizione. Abbiamo fatto le prime 2 sold out, questa ha rischiato quasi di arrivare anche oltre i 1000 partecipanti, quindi vuol dire che il tema è di estremo interesse, ma non può essere che così, dal momento che stiamo parlando del testo unico, del cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Quindi di nuovo un augurio e arrivederci a presto. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.